Eccoci con Gabrielli del nuovo Portogruaro Calcio. Questa sera è una riunione importante, ci vuol dire di cosa si parlava? Si è prefigurato lo scenario del settore giovanile per i prossimi anni qui a Portogruaro, tenendo conto di tutte le cose che sono successe in questi mesi. Da quest'estate, quando è nata l'associazione Io Portogruaro, ad oggi ci sono stati molti incontri, molte discussioni su quale poteva essere il progetto per il futuro, e questa sera ci sembrava il caso di fare il punto della situazione pubblicamente. Si apre una fase in cui abbiamo bisogno di capire molto concretamente quali ragazzi sarebbero disposti a venire a giocare con il nuovo Portogruaro, tenendo conto che il nuovo Portogruaro lavora in rete con l'Aurora San Nicolò e la Virtus Summaga, deputati un pochino alle attività di base, e quindi di un unico e complessivo progetto si tratta, sullo sfondo anche del progetto di rete allargata che coinvolge Lugugnana, Giussago e Villanova più nel lungo periodo. Perciò stiamo parlando per il prossimo anno, perciò annata 2014-2015. Sì, di conto che stasera cade in febbraio, e cioè con anticipo rispetto a quello che sarà l'inizio della stagione 2014-2015, perché è giusto fare le cose per tempo.